pressi di Malga Canali, ecco anche i primi alpeggi di stagione. La porta d'accesso a una delle zone più selvagge e cariche di storia delle Palle di San Martino, nonché culla dell'alpinismo. Benvenuti in Val Canali. Sulle tracce di pastori, alpinisti e fiere comunità alpine si parte da Can del Gal, nei pressi di Fiera di Primiero, e si seguono le chiare indicazioni per Malga Canali, sentiero non numerato ma ben indicato, che parte ben subito deciso. Andiamo! Mentre percorriamo questo sentiero, con le pale che saranno le indiscusse protagoniste della giornata odierna, lo sguardo ricade su tutta la Valle del Primiero, con in primo piano il gruppo delle vette feltrine e quindi con la classica forma piramidale del Monte Pavione, il Monte Coppolo e quindi anche il Monte Vederna. La giornata promette bene. Dopo un primo tratto boschivo, tagliamo attraverso i prati canali, dove ci ritroviamo praticamente in un anfiteatro naturale, al cospetto delle Palle di San Martino. Siamo i primi di maggio, il risveglio della natura. Stupendo! E nei pressi di Malga Canali, ecco anche i primi alpeggi di stagione. È bellissimo comunque. È buono. Lo portiamo a casa? Non ci sei in macchina. Possiamo definire la Val Canali
come una delle vallate più belle dell'intero panorama dolomitico, e la presenza di malghe storiche come appunto Malga Canali sono la testimonianza secolare della pratica dell'alpeggio. Ci lasciamo alle spalle anche la graziosa Malga Canali e proseguiamo in direzione del rifugio Treviso fra panorami da cartolina, circondati dalle cime delle Pale di San Martino, solo per citarne alcune: il Sas d'Ortiga, Pala della Madonna e Cima alla Stei. Senza rinunciare alla nostra immancabile anima wild, seguiamo una piccola deviazione sul sentiero non segnato CAI che attraversa dapprima il greto del fiume, anzi del torrente Canali, che dà proprio il nome all'omonima valle. Non presenta comunque particolari difficoltà, la traccia è sempre evidente e ben visibile. A questo bivio seguiamo le indicazioni per il segnavia 707, sempre in direzione Rifugio Treviso. Questo sarà un bivio che ritroveremo più avanti nel corso della giornata, in quanto ci permetterà di fare un giro ad anello attraverso il sentiero Troi dei Todeschi. Questo comunque è un percorso boschivo, caratterizzato dalla presenza di larici e anche di faggi. Un tempo abbastanza lontano rappresentavano un trascorso abbastanza insospettabile, in quanto questi fitti boschi erano praticamente la fonte di reddito dei valligiani del Primiero. Infatti, attraverso le vie fluviali rifornivano la Serenissima, quindi Venezia, e usavano appunto il legname, i tronchi di questi alberi per la costruzione della loro flotta navale. È molto piacevole comunque camminare attraverso questa natura praticamente incontaminata. È questo comunque un sentiero boschivo che, nonostante lo sia, offre sempre vedute panoramiche di spicco, ovviamente sul gruppo delle Pale, che sono le regine indiscusse della giornata, ma nuovamente anche sul gruppo delle vette feltrine, con il Monte Pavione. È qualcosa di straordinario. Lo sai, è vero che adesso i dolci sentieri e le malghe sono finite,
Lo sai che c'è un dislivello più importante, più concentrato, vero? Prima o poi ci tocca. Montagna, montagna, si va su, sai com'è. Si sale, si sale, si sale. Quindi, altrimenti rimaniamo al mare. Andiamo, eh? Andiamo. Il 707 sale costante. Ora siamo accompagnati dal torrente Canali che indica che il disgelo alle quote maggiori è ben avviato. Ecco quindi anche un po' di storia di questo rifugio. Nato nel 1897 per mano della sezione di Dresda, è successivamente passato poi come bottino di guerra alla SAT, per poi passare definitivamente all'attuale gestione del CAI di Treviso. Questo comunque è un punto fondamentale per la sosta dell'Alta Via numero 2 delle Dolomiti, nonché un presidio per chi vuole sfidare le leggi della fisica, quindi base per gli arrampicatori che si cimentano attraverso vie d'arrampicata fino alle cime che circondano appunto questo rifugio, come il Sas d'Ortiga. Ci siamo quasi. Il rifugio Treviso è chiuso, è comunque presente un bivacco invernale d'emergenza con 4 posti letto e come regola numero 1 vige sempre di lasciarli puliti ed in ordine. Dopo sosta al rifugio Treviso, situato sul versante orientale delle Pale di San Martino ad un'altitudine di 1629 metri, decidiamo di intraprendere il sentiero 718 in direzione Campicol d'Oltro, in modo tale da formare un interessante anello escursionistico. E dire che dal rifugio comunque gli orizzonti di montagna che si possono ammirare sono idilliaci, vi posso garantire che è poco. Si aprirebbero comunque interessanti possibilità con diverse difficoltà, dalle vie attrezzate alle ferrate ai semplici sentieri.
È un sentiero che ci permette di ammirare in tutta la sua eleganza questo magnifico gruppo dolomitico. Alla mia sinistra il Sas Maor, il Cimerlo, Cima Canali, Cima Vilma, solo per citarne alcune. Vi suggerisco per l'estate di intraprendere, se non l'avete già fatto, il bellissimo sentiero che conduce al Rifugio Vero della Madonna o Rifugio Pravidali, che trovate nella playlist dedicata alle Pale di San Martino. Come definiresti questo sentiero? Un po' più tecnico di prima, molto più tecnico. Un po' esposto. Leggermente più tecnico. Ci sono tante radici, un po' sconnesso, insomma. Da prestare attenzione. Da guardare dove si mettono i piedi. Non sfarfagliare in giro. Assolutamente no. Comunque, visto che siamo agli inizi di maggio, è libero almeno fino ad ora lo sgombero da neve e quindi si può procedere in totale sicurezza. Oppala. Sentiero molto avventuroso quanto panoramico, indubbiamente fino ad ora il pezzo più tecnico, anche se non sconfina mai sopra il livello escursionistico. È comunque da prestare, come dicevamo poc'anzi, particolarmente attenzione. E come diceva poco fa Giorgia, qua c'è da arrampicare la radisa, che tradotto in italiano significa bisogna arrampicare la radice dell'albero, è la sintesi di questo bellissimo sentiero. Entriamo quindi nella riserva naturale di Paneveggio Pale di San Martino, questa seconda parte di sentiero che stiamo effettuando per formare quindi l'anello. È praticamente non frequentata, siamo praticamente fin dopo il Rifugio Treviso in perfetta solitudine, accompagnati solamente dalla natura e da cinguettio degli uccellini. Da considerare comunque che il Rifugio Treviso Canali apre da circa metà giugno ed è uno di quelli più frequentati non solo della Val Canali, ma delle Pale di San Martino. E già oggi che la giornata si prospettava molto bella, era già abbastanza preso d'assalto. D'altronde con questi panorami è fatica a rinunciare. Arriviamo a Campigol d'Oltro, che nel
Il dialetto locale significa zona pianeggiante. Per scendere rapidamente a valle scegliamo il Troy dei tedeschi, ossia il sentiero dei tedeschi. È un nome che evoca sguardi visionari e passi pesanti. Era infatti una linea di cammino intrapresa a fine Ottocento dai primi esploratori inglesi e tedeschi, che lo sceglievano appunto per arrampicare le cime dolomitiche sopra di noi. Non erano dotati sicuramente della tecnologia odierna, ma avevano con loro grande saggezza ed erano guidati da guide alpine locali leggendarie. Immaginarli su queste pareti e su questi sentieri con le prime corde di canapa, le prime scarpe chiodate, trasforma questo percorso in un ponte temporale. Ritornati al bivio di questa mattina, per scendere al nostro punto di partenza, quindi accanto al Gall, scegliamo la più comoda strada forestale. Si può comunque parcheggiare anche nei pressi di Maglia Canali, che è qui vicino dove stiamo percorrendo ora questa strada, e quindi diminuire la lunghezza dell'escursione. Per i maggiori dettagli comunque vi rimandiamo in descrizione. Il parcheggio di Can del Gall è a pagamento. In data quella di oggi, che praticamente il 2 maggio non lo è ancora, però durante l'estate lo sarà. Il consiglio che vi diamo noi comunque è quello di effettuare l'anello escursionistico come lo abbiamo intrapreso, in modo tale da formare un bellissimo anello escursionistico. Oggi siamo stati accompagnati dai primi alpeggi di stagione che hanno reso anche la giornata ancora più piacevole. Noi vi ringraziamo per averci accompagnato anche in questa nuova avventura e che, come sempre, se questo video vi è piaciuto, noi vi diamo appuntamento al prossimo orizzonte. Un saluto! Ma il cavallo te lo devi portare a casa allora? Magari. Andiamo a prendersi? Dai. Dai, chiediamo, andiamo a casa. Bellissima, dolcissima. Andiamo a casa. Andiamo a casa a cavallo oggi. Ma dai, è lei! Ti sta aspettando, vedi, vedi. Vuole venire a casa con te?